Nuovi e riconfermati primi cittadini, vice sindaci e assessori hanno partecipato all'assemblea dei soci del lato GES Agrigento 2 che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo e in tanti altri comuni della provincia. Sono stati convocati dal liquidatore della GESA Teresa Restivo per fare il punto sulla situazione economica, sui progetti della Regione Sicilia per migliorare la qualità del servizio di raccolta, per illustrare e spiegare i contenuti e gli aspetti dei contratti di servizio. Contratti di servizio non prevede il discorso che il servizio può tornare al comune, semmai è l'impegno che viene assunto direttamente dai comuni, quindi vengono penalizzati quei comuni che ritarderanno nei pagamenti, mentre i comuni cosiddetti virtuosi, cioè che pagano mensilmente il servizio, non dovrebbero avere nessun danno. In più è molto importante anche comunicare che a breve sarò nelle condizioni di poter pagare una mensilità alle ditte in modo tale che possano pagare una mensilità ai lavoratori nell'attesa che maturino le altre somme, in quanto già è partita la lista di carico di Agrigento. I netturbini di Agrigento invece chiedono il pagamento di 3 mensilità e in attesa e nella speranza di ricevere i soldi hanno proclamato lo stato di agitazione della categoria. I lavoratori chiedono che sia risolto al più presto lo stato di grave precarietà che ormai a cadenza costante affligge gli operatori ecologici impegnati nei comuni compresi nell'ambito ATO 2. Se non dovessero ricevere il pagamento degli stipendi arretrati, i netturbini sono pronti a scioperare, ad incrociare le braccia e a non raccogliere la spazzatura come già e più volte accaduto in passato. All'assemblea dei soci ha partecipato anche il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, che ha prospettato al liquidatore del lato GES Agrigento 2 Teresa Restivo gli interventi urgenti per la disinfestazione e deratizzazione della città e delle frazioni e della pulizia delle spiagge in prossimità della stagione estiva che sta per entrare nel vivo. Il tema trattato è quello dell'inizio del piano spiagge, della pulizia del piano spiagge della città, finalmente del piano di derattizzazione e disinfestazione della città, tutte le squadre di decespugliamento che già hanno iniziato in città a lavorare e soprattutto il rapporto relativo ai contratti di servizio, perché ogni comune vada ad assumere centralità, ecco, dentro questo sistema così difficile, così complicato da parte del legislatore regionale, rispetto al quale anche ha costituito e costituisce dal punto di vista finanziario un problema non secondario per tutti i comuni. Quindi abbiamo anche qui la necessità di dover fare fronte a emergenze di tipo finanziario e dall'altro lato riuscire a garantire la qualità dei servizi.